E diamo inizio alla prima seduta del Consiglio regionale del Veneto della 12ª legislatura. Elezione del Presidente del Consiglio regionale, che a norma dell'articolo 36 dello Statuto e dell'articolo 4 del Regolamento avverrà a scrutinio segreto con schede. Schede bianche 17, schede nulle 0, ha ottenuto voti Luca Zaia 34 e risulta eletto Luca Zaia con 34 voti. Buongiorno a tutti innanzitutto. Non nego che intervengo anche con un po' di emozione, nel senso che per me anche questa è una nuova esperienza. Avrò bisogno dell'aiuto di tutti voi, perché poi i lavori di consiglio per me sono una novità, soprattutto da questa parte del banco. Ma è altrettanto vero che mi sento fino in fondo la responsabilità di un mandato che la comunità ci dà, no? Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, elezione dei 2 vicepresidenti del Consiglio regionale. Allora il consigliere Rucco ha avuto 34 voti e il consigliere Michalizzi 17 voti. Sono eletti in qualità di segretario il consigliere Maltauro e la consigliere Bigon.